Signore e signori, per questo nostro incontro che abbiamo intitolato Vajont, la tragedia che ci parla ancora, davvero, veramente felice di cuore di dare il bentornato a Cortina dal Pezzo al nostro grande amico Marco Paolini, con Lucia Venazio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera e amico anche lui. Grazie a tutti e due. Benvenuto Marco. Il migliore abbraccio che Cortina ti poteva dare. Siamo a Cortina per il ciclo di incontri Una montagna di libri con Marco Paolini, autore del libro Storia del Vajont. Cosa vorrebbe che rimanga al lettore una volta che ha letto il suo libro? Ma mi auguro che resti un po' di curiosità in chi legge un romanzo come questo, che è scritto per essere semplice, è scritto per essere raccontabile, leggibile da un lettore giovane, no? Di età, che però se vuole andare in quel posto può trovare i luoghi descritti come sono adesso, non come erano, ma anche attraverso questa storia immaginare che cosa può essere successo e come poteva essere quel mondo prima. Magari mi piacerebbe che gli restasse la curiosità di immaginare cosa potrebbe diventare questo mondo domani. Grazie infinite Marco Prego. Paolini. Arrivederci. Beniamino. Beniamino. Veramente interessante.